Si riaccendono le luci per questo secondo tentativo, cavalli giovani, cavalli anche a volte un po' poco esperti. Vediamo, speriamo che questo richiamo della partenza non abbia fatto innervosire troppo qualcuno. Macchina che si muove, Guinness World, Grace FD Spring, Gwendalina Trio, Giramondo, Geppetto, Giordania LJ, Grace Staff, Gregorio, Geco Jump, Guapo MD, Grace CR. Si ritrae come in precedenza il 5 di Geppetto. La macchina stacca con veloce Gwendalina Trio, l'errore di Giramondo. Al largo Numero Giordania 4 LJ. Giramondo Si squalificato. imbocca la prima piegata con Gwendalina Trio in vantaggio, Giordania LJ che si scompone a sua volta, cerca di tenerla incamminata a Gennaro Mitrano, trova però un anticipo al suo interno da parte di Grace FD Spring che va a chiedere strada a Gwendalina Trio. Dopo 200 metri in 16 passa Grace FD Spring, al largo progredisce Giordania LJ che cerca di andare in avanti, però si appoggia molto sul cavallo all'interno. Grace FD Spring allora così rimane al comando, di fuori è Giordania che alla fine sbaglia. Così Gwendalina Trio è seconda, numero avanti a 6 Guinness World, Giordania LJ poi squalificato. Numero 7 Grey Staff 600 squalificato. metri in 47, ha sbagliato anche Grey Staff. Avanza al largo Guapo MD che si trascina Geco Jump. Tanto la battistrada continua a vagare un po' per la pista. Carmine Piscoglio cerca di tenerla impegnata. 1-3-2 per i primi 800 metri di corsa. Guapo MD si impegna al largo, allo steccato rimane Gwendalina Trio, avanti a Guinness World, poi sempre Geco Jump, quindi Geppetto. Se ne va così la metà gara in 1:19,5 con Grace FD Spring in vantaggio, di fuori Guapo MD che sbaglia, la corda rimane sempre Gwendalina Trio. Geco Jump dal numero parziale a un 10 giro dalla Guapo fine, MD squalificato. cerca di passare su Grace FD Spring che prova la difesa quando si imbocca la curva di destra per l'ultima volta. Grace FD Spring e Geco Jump alle prese, perde per un attimo la camminata anche Gwendalina Trio che si deve riprendere. È passato Geco Jump a 600 dalla conclusione, 15:1 la curva di destra e Geco Jump se ne va per fatti propri. Grace FD Spring ha tirato letteralmente il freno a mano ed è volata dagli avversari. Gwendalina Trio si ingamba e cerca di andare a riprendere Geco Jump che gli ha rubato 20 metri. Poi arriva anche Geppetto, 15:1 la rete di là, 2:5:1 il miglio di gara. Arriva Gwendalina Trio nei pressi di Geco Jump, questi due a lottare la corsa quando siamo a 250 metri dalla conclusione. Geco Jump affronta addirittura l'arrivo in vantaggio, sbanda clamorosamente Gwendalina Trio che prova a rimettersi in carreggiata. Geco Jump in vantaggio, Gwendalina ritorna alla carica, si difende Geco, insiste Gwendalina Trio alla fine passa e vince nei confronti di Geco Jump. Poi Geppetto 32:1 ad arrivare, 1:18,4 il ragguaglio cronometrico, ne ha fatta una per colore ma alla fine ha portato a casa la vittoria Gwendalina Trio. Giuseppe De Filippis per il training di tutta la scuderia Trio, Marco Azzaroni, la scuderia Trio alla proprietà, vince il numero 3, una figlia di Nada Sheba e Silvia Trio che si impone anche nettamente sul traguardo. Geco Jump fa il secondo, avanti a Geppetto c'è il giallo della giuria.